Amici bellini, martedì, lo so, ma dov'è il video? Avete ragione, non avete torto. Però sai, un po' il che fare, un po' non si parla di molto, insomma, possiamo fare però il recap di quello che è successo, perché ieri si è completata la giornata con una vittoria schiacciante dell'Atalanta e poi c'è un'altra cosa sfiziosa da farvi vedere, forse l'avete vista in copertina, cominciamo. Allora, amiche mie e amici miei, benvenuti, bentornati, è un martedì pazzesco, forse non è pazzesco, ci saranno martedì più pazzeschi, ma è una settimana pazzesca. Vi iscrivete al canale Telegram, per esempio Ugo Giannini si è iscritto al canale e secondo me ha fatto bene, benvenuto. Voi potete, se siete già iscritti al canale, potete iscrivervi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, così non vi perdete un video, perché è facile che uno si perde un video, perché per esempio se c'è la notizia dice ok, che ne so, Ribéry, l'incidente, così uno se lo cerca e compare, ma se non c'è la notizia, voi per avere la quotidianità, ecco, dovete seguire per bene e quindi poi lasciare dei like se vi va, perché sono cose gratuite che aiutano poi l'algoritmo, lo sappiamo, eccetera eccetera. Allora, volendo ricapitolare, utilizziamo un Ambrabam e facciamo questo movimento così. E che cosa abbiamo qui? Che cosa abbiamo? Abbiamo la giornata che verrà. Ora, prima di parlare della giornata che verrà, è Yam però, ma capite? Però tengo che fa. Quello in realtà è il che fare della vita reale che mi hanta. Che cosa è successo? Io questo volevo farvi vedere. Ce la possiamo godere un attimo? Godiamocela. Una classifica lusinghiera, bella. È sfizioso anche il fatto che Napoli e Milan alla fine 27 partite, 17 vinte, 6 perse, 6 pareggiate, 4 perse. Poi la differenza vera, al di là dei gol fatti e i gol subiti, che c'è una leggera differenza, la differenza è che noi all'andata li abbiamo battuti. E quindi vuol dire che noi poi nello scontro diretto abbiamo fatto bene. Se si riequilibrasse, che ascoltatemi bene, Gorna facendo, se si riequilibrasse questa cosa, cioè se il Milan dovesse farcela, sempre Gorna facendo, eccetera eccetera, vuol dire che noi ne abbiamo steccata una in più. Capite i discorsi che si fanno. Nel frattempo noi godiamocela questa classifica, perché nel prossimo turno ma il fatto di Lobotka sì, la copertina dove hai messo, che vuoi? non lo sentivo parlare da un bel po'. Hai ragione, ecco qua. Allora, chiariamo un attimo questa cosa. Leggete 2021, 12 giugno 2021, ma questa non è nemmeno il giorno della pubblicazione, questa è una foto vecchia, ragazzi. E questo poi dobbiamo parlare anche di una serie di problematiche e di frasi fatte e di cose così. Guarda che stava comunque in forma, era l'anno scorso ed era prima cioè questo è ancora, stava con la fidanzata che penso sia quella alla sua sinistra, l'amico bellino abbonato Michele subito mi ha stoppato e ha fatto bene, perché gira la fotografia, internet è così, belle e buone, gira una cosa e tutti quanti poi però attenzione a commentarla e a fare battutine, perché ho letto ma state accorti, perché quando poi veniva pubblicata questa qua i commenti erano divertentissimi e diceva che per me ha corrotto Giuntoli con una di queste, questo è riuscito a venire a 27 anni a 21 milioni, si offendeva giustamente, questo non sarà un grande calciatore ma è una calappia fighe come pochi, mi sbagliavo sulla moglie, anche le amiche meritano. Ragazzi, questa è una foto vecchia e stava ancora con la moglie o la fidanzata, qualsivoglia, parenti della moglie, non lo so. E non ci interessa nemmeno. Ho letto commenti di oggi pensando che sia una foto recente.
state accorti, mo che sei entrato in forma, non ti fare spompare, vira buona, poi vedo pure un pochino il doppio me che stai facendo di nuovo, eccetera eccetera. No, è una foto vecchia. Quindi poi rigirano queste cose, ma attenzione poi a commentarle e a sentirsi anche saputi e saputelli, perché no, questo è all'epoca, e allora all'epoca si poteva fare la battuta, ma questo non giochi, stai facendo eccetera eccetera, però che diamine, sta con la moglie, le amiche della moglie o parenti della moglie o parenti anche sue, che ne so, non ci interessa. Bobotta dovrà giocare probabilmente anche titolare contro il Milan. Il Napoli, Spalletti ha dato 2 giornate di riposo, quindi si sono riposati ieri e si sono riposati oggi, ed è anche giusto, perché lo stress anche mentale va bene così. Noi abbiamo la settimana tipo, mentre stasera, tra pochissime ore, si gioca il derby e noi ce lo guardiamo, e voi ve lo guardate, e noi ci studiamo lo stato di forma del Milan, ma anche dell'Inter. Ascoltatemi bene, perché se noi poi guardiamo la prossima giornata, è vero come è vero che il pallone rotondo, le cose si deve sempre giocare, e l'imponderabile dietro l'angolo, perché nella scorsa giornata, se voi scorrete, è successo l'imponderabile, perché Milan-Udinese uno si poteva aspettare tranquillamente una vittoria del Milan, Genoa-Inter ti potevi aspettare la vittoria dell'Inter, e questo non avviene, e potevi anche aspettarti un minimo di difficoltà del Napoli con la Lazio, invece è lì. Vedete in basso, è proprio lì che è successa la cosa divertente. Poi il resto delle cose erano più o meno preventivabili, anche se la Roma la svanga solo nel finale. E Atalanta-Sampdoria ieri mi ha fatto una grossa impressione l'Atalanta, nonostante non abbia Murray, nonostante non abbia Zapata, nonostante Malinowski all'ultimo momento ha dovuto dare forfait. Sempre grande solidarietà, ho sentito notizie anche di giocatori ucraini, veramente lo teniamo sullo sfondo, questa cosa incredibile che faccio anche difficoltà a commentarla. Quindi l'imponderabile è dietro l'angolo. Certo è che nella prossima giornata Inter Salernitana, ora se Nicola, un grande allenatore, se la Salernitana veramente, perché se voi andate a vedere la classifica, no? Sto saltando in argomento, ma è proprio difficile, è veramente difficile. Non si vede nemmeno Venezia, Genoa e Salernitana, non si vede perché non si può vedere, perché come si fa? Non si vede, non lo posso vedere, perché la Salernitana è proprio difficile, ragazzi, che si salvi, perché sono a 15 punti, hanno 2 partite in meno, e questo però è un caso, perché io non sopporto il fatto che l'Inter sia a 26, e recuperate questa partita con il Bologna, perché il Bologna io non credo che sia in pericolo. 32 punti, 22 punti il Venezia in questo momento, e il Cagliari ci deve pensare, lo Spezia ci deve pensare, Sampdoria, Udinese adesso hanno anche lo scontro diretto, ci devono pensare, ma io vedo difficile che il Bologna sia invischiata nella lotta per non retrocedere. Il Bologna non lotta per niente, non lottano per salire, non lottano per scendere, ma più aumentano le giornate e meno gliene fregherà qualcosa della classifica, e quindi l'imponderabile può sempre avvenire, però il quando è importante, e se questo quando della partita con l'Inter non si recupera in fretta, io non capisco la classifica e non riesco a fare né calcoli né previsioni, ho delle speranze, ho delle paure, delle preoccupazioni. In questa giornata che verrà, nel giorno che verrà, Lucio Dalla, un bacio, l'Inter potrebbe fare 3 punti e mettersi a 58. Il Milan potrebbe, dobbiamo dirlo così, ma potrebbe tranquillamente il Milan, ma però gioca con noi. Allora lì, e questa è la giornata in cui l'Inter probabilmente tiferà per un pareggio, e quindi è ovvio, senza nemmeno considerare la Juve e l'Atalanta. Adesso l'Atalanta può mettere un po' di pressione in più sulla Juve, perché hanno anche loro una partita da recuperare, e l'Atalanta affronterà la Roma, quindi bellissima giornata di campionato anche questa. La Juventus con lo Spezia, bene o male, ma insomma, vediamo quello che succede. Quindi ragazzi, il mio appello è di non dare una pressione eccessiva a questa partita, come non dovevamo darla all'Inter, e poi secondo me un pochino il braccino poi l'abbiamo avuto, il pareggio per rimanere attaccati così. Speriamo che quel punto possa ritornarci utile un domani, però non darei un'importanza eccessiva al risultato di questa partita, perché se vincessimo
yeah! Cioè la mia risposta è yeah! Ti metti a 60, stacchi il Milan, ti metti in vantaggio sugli scontri diretti e l'Inter, anche se vince, non ti recupera ancora, e quindi l'entusiasmo eccetera eccetera. Se pareggiassimo, ci va bene l'Inter sul pareggio sicuramente, però noi con gli scontri diretti col Milan almeno manteniamo quel vantaggio, e quindi così. Se dovessimo perdere, purtroppo un pochino la botta psicologica di passare dal primo al terzo posto, sempre che si avverino quelle cose, quindi questo è la cosa. Però ragazzi, mancano ancora 11, poi ne mancheranno 10, quindi sto cercando di predicare un po' di prudenza. Si capisce che sto cercando di predicare un po' di prudenza nei giudizi eventuali, vari ed eventuali, che si potranno avere, perché poi se diciamo una cosa diversa ogni giornata non va bene. Il Napoli non approfitta mai, e invece domenica abbiamo approfittato. Il Napoli la partita della maturità, e il Napoli non ha carattere. Se poi lo dimostriamo a fasi alterne, dobbiamo anche capire che il calcio è così, e capitano le giornate storte, capitano le giornate ottime, capita la giornata storta dell'avversario, capita l'arbitraggio un po' particolare, perché lo teniamo come sfondo questo discorso sull'arbitraggio, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo rivisto, va rivista questa cosa così, mentre dal nord arrivano anche discorsi che il Milan è molto penalizzato e il Napoli viene aiutato, non c'è niente da fare. Attenzione, perché poi si sa che punto a punto vale anche quella che è non il potere, ma la qualità della comunicazione delle varie società e i rapporti che hanno con i media e con la Lega, alla fine così, perché poi ti rispettano un pochino di più. Le scuse a noi non ce l'hanno mai fatte nessun arbitro si è mai venuto a chiedere scusa per cose clamorosissime che si vedevano così. Io poi quella storia dello Spezia l'ho analizzata anche bene, ve la potete anche andare a recuperare. Per me non c'è dolo, anzi non era fallo, quindi si doveva continuare. Quello è l'errore, non è tanto che tu hai voluto dare non c'era la simulazione, c'era che si urlava, ma non fa niente. Noi speriamo, perché poi ci sono anche amici bellini tifosi del Milan che si comportano anche bene, e quindi a me, io quello spero fino alla fine, cioè di una partita magari bellissima, giocata a viso aperto. Quello che succede, erano tanti anni che non si lottava con il Milan, o anche non ci dimentichiamo l'Inter, per favore, non ci dimentichiamo l'Inter che sta là, che non si lottava per il vertice a questo punto della stagione, quindi godiamoci il percorso. Io vi dico che da New York Valerio Fluido è tutto, ma per ora, perché poi ci saranno delle live, domani probabilmente cercherò di dare i numeri, sono un po' impegnato, vi devo dire la verità, però come vedete appena ho 5 minuti, anche se è tarda sera per voi, io cerco di portarvelo un video. Vi ringrazio per tutto il supporto e state tuned, perché poi ci sarà anche una infrasettimanale probabilmente di preparazione al Milan, perché dobbiamo capire se recuperiamo Anghissà, che mi interessa moltissimo, lo stato di forma di Zielinski, se giocherà Mertens in qualche modo, eccetera eccetera. Basta, penso che ho parlato a vanvera abbastanza, e tutto questo parlare a vanvera, mezza faccia tagliata, perché non mi ero reso conto che questa era la cosa così, ma voi mi perdonerete e ciao. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.